Questa trasmissione è offerta da Latteria Sociale Turnaria di Campolessi. Bentornati voi e bentornate le Pro Loco che sono in semifinale, quindi questa sera scopriremo la prima finalista, ma prima di conoscere le Pro Loco in studio un super applauso va al nostro filologico più simpatico, più giovane e più snello del gruppo, il nostro Enrico Radivo. Buonasera a tutti. Pensi però che Claudio al set intimo più magri di me perché c'è un stecut. No, ma io ho detto più giovane anche, quindi fa parte dell'identikit del filologico. Quindi tutte le caratteristiche insieme, quindi no, ognuno che fa per sé. Allora si confermi che sei giocato mia sdetta. Buonasera a tutti, da par me ovviamente di tutte le società filologiche furlane. Grazie Enrico, facciamo l'applauso di nuovo a lui perché è anche davvero simpatico ed è stato bravo a preparare le parole pasquali. Ma chi sono le Pro Loco che si giocano il tutto questa sera per andare in finale? La Pro Loco di Gemona del Friuli, capitanata da Erika. Studiato tutto su Maiano. Studiato, sì. Io mi affido sempre alla mia squadra, quindi sono preparata. Ognuno aveva un compito. Ognuno ha un ruolo. Una zona di Maiano da studiare. Esatto. Giusto? Sì? Sara, che è la lei tua è convinta, vice, diciamo. Sì. Lei è convinta? Lei è molto convinta. Giulio meno, infatti è con le Giulio braccia è preparato sullo sport. Sullo sport lui? Puntiamo sullo sport. Invece loro hanno già vinto un'edizione, Lo sapevo, nel 2019 e sono alla Pro Loco di Maiano, capitanata da Daniele. Buonasera. Quindi voi una finale l'avete già vissuta qui in studio, vero? Sì, voi l'avete fatta qui in studio, avete assaggiato i piatti di sapori Pro Loco, mi ricordo. Sì. E siete riusciti a vincere quell'edizione. Sì, è stata una bella esperienza in quel caso. Conserva ancora la Coppa Martina. Ecco, ma di quella squadra è rimasto oltre a te? Ci sono altri ragazzi? Sì, Andrea, Martina. Quindi insomma i tuoi vice, i tuoi angioletti qua vicino che ti hanno dato una mano quella volta e che magari riusciranno ad aiutarti anche questa sera. Vedremo. Ecco, vedi, Erika già mette le mani avanti dicendo Noi vedremo. abbiamo studiato, siamo Ok. Ma voi avete preparati. studiato su Gemona o no? Sì, Non siamo un po' tantissimo. preparati. Un po'. Vabbè, vedremo, perché una domanda su Gemona e su Maiano dell'avversario ci sarà. Ma andiamo a scoprire il primo cubo virtuale, quindi il primo argomento della serata. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Vogliamo sapere quale comune ha come stemma un leone armato di martello e cazzuola. Tor Viscosa, Monfalcone, Sequalso o Morunzo? Maiano risponde Sequalso ed è corretto. Allora, tu conosci tutti gli stemmi oppure vai così? No, però Sequals mi sembrava il leone. Dopo mi ha confermato Paolo. Ok. Io da par me non capisco l'attinenza fra Sequals e Leon, che io che lì sei dovuto la Cirile, quindi sicuramente ci ricordavi di Sequals per primo Carnera, da che l'è nasciuto il campione di pugilato. Non sai, eccolo, grazie regie, torniamo io di noi, stiamo appunto a un Leon, no Maian, Levi sotto Maian, Sequals ha deciso di darci che stiamo in teams recenti, metà dal 1950, che Leon ha richiappe il simbolo da famiglia di Spilimberg, quindi loro un viaggio in so Spilimberg, quindi si sono richiappati il Leon perché il motivo. Il Leon in mano ha queste due robe particolari, un martielut, che è il martielut per fare i mosaicos, perché anche a Sequals è un paese di mosaicisti, e la chiace, perché erano famosi terracirs, quindi che facevano le sfonde da schiases, che il Leon sta su queste tre collinute verdes, che sono le tre colline dove è nasciuto Sequals, e da ora è che rie grigie, che rappresenta la medune, il flum che al corpo proprio di ogni Sequals. Quindi loro in tal loro stemma sono già praticamente tutte le loro storie in quel piccolo disegno lì. Che bravo!
Bravo, Enrico? Bravo. E così adesso l'avete sapete No, era tutto per rompere sullo il schermo. ghiaccio. Era per? Noi non abbiamo votato, cioè Ah, non avete non votato? abbiamo sparato a caso per Ah, non rompere il vabbè. ghiaccio. Boh, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia. Dolce di origine austriaca, con l'uvetta molto diffusa a Trieste nel Carso, Plesniak, Zwegsgenadaski, burro birra, ecco, vabbè, non arrivo neanche a finire, però sui dolci non sbagli, Siamo sui preparati. dolci non sbagli, perché li fai o perché li mangi? Li mangio, Ecco, tanto. tanto? Sì. E anche questo? Forse sì. Vabbè, dai. Comunque avete conquistato i primi punti. Anzi, vediamo com'è la situazione delle due Pro Loco con le prime risposte. 4, Gemona, Maiano 3. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e quindi il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi, da 2 a 5 punti. Marignana, Bagnarola, Ramuscello sono frazioni di quale comune? Udine, Sesto Arregana, Latisana, Gorizia. Non è Latisana, ma è il Sesto Arregana. Bravi. Non sono zone, tu giri più verso il mare, Latisana, mi pare di capire, Sì. quindi pensavi fossero quelle le frazioni. Mi sono affidata. Vabbè, e invece tu hai sempre lui che sulle località Però ho sbagliato. ha sbagliato. Hai sbagliato? No. Ah, ok. Ma sei No, dato no, allora ho sentito male io. Benissimo, cioè sentito male hai dato la risposta giusta, benissimo. Andiamo bene allora, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti. L'Udinese nasce ufficialmente nel 1896, ma già nel 95 aveva disputato un amichevole a Roma, davanti a chi? 1895 al sindaco di Roma, al re, al Presidente della Repubblica, al Papa. Bravi. Bene. È stato Giulio a darti Sì, la sì. risposta. Io ho sentito, lui si è preparato sullo sport, infatti. Ma lui se lo ricordava, infatti. Lui se lo no? ricordava, era lì presente. Ok, era una curiosità più che altro. Bene, andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, andiamo avanti subito, veloci, perché poi vogliamo lanciare anche il proverbio. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio, quindi 30 secondi da 5 a 10 punti. Il film Barba Zef, capolavoro di Ciro Angeli del 1991, dove è ambientato nella Valle del Torre, ai laghi di Fusina, nella zona di Forni o sul Cansiglio. Nella Grande. zona di Forni. E ci sa dire qualcosa Enrico, giusto? Sì, Ciro Angela ha deciso proprio di ambientare il film in Chiarnie. Lui era Chiarniel, nasciuto a Chiavac, precisamente a Cesclan, ai primi dal Novecento. Ha letta a combattere in Russia durante la guerra, alle tornate. Lui era poeta, drammaturgo, sceneggiatore alla fa di tutto, l'ha attaccata a lavorare in Rai, sia per Radio Rai che per la televisione, che era nasciuta proprio in quel periodo lì. E ovviamente, come sempre, quando l'era nessuno lo considerava, è diventato famoso e fur da patria, fur dal Friuli dopo, e questa chiara era proprio Ciro Angeli, è seppellita alla tomba sua Cesclan, per cui che la voglio di passare io, è una tomba semplice come era lui. Lui sempre è stato un grum leato alla sottiere, anche se lui si rendeva conto che la sottiere non lo voleva, infatti in un suo verso dice che i muarza sono lontani, ma i mo più lontani sono i vici. E quindi questa era proprio Ciro Angeli. Bravo Enrico. Pronti per il primo proverbio? Ma prima andiamo a vedere la grafica con il punteggio per capire come sta andando. Gemona 15 e Maiano 7, quindi sarà Maiano ad avere la possibilità di rispondere prima al proverbio in friulano che leggerà e vedremo in grafica, ma leggerà il nostro Enrico
perché è un tema pasquale. Mi vin scelto no due proverbi a tema pasquale, siccome la fiesta che stiamo vivendo in questo giorno, quindi il primo proverbio è un grun facile, sono tutti e due facili proverbi di usnot. Il primo proverbio è che pasche d'uliv si esce dal nid. Quindi un domandino come semplice che vuol dire che è proverbio, quindi pasche d'uliv si esce dal nid, non è traduzione letterale, ma ciò che vuol dire in un senso più generico e più filosofico. Però, bene, allora la proloco di Maiano ha il tempo di pensare durante la pubblicità, quindi di consultarsi con i tuoi compagni. Se loro non danno la risposta esatta avrete voi la possibilità di rispondere, quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo, dopo la pubblicità. Siamo tornati con Lo Sapevo, la prima semifinale, Maiano e Gemona del Friuli. Siamo rimasti con un proverbio in sospeso, ma lo rivediamo perché poi la proloco di Maiano dovrà darci la risposta. Lo rivediamo in grafica. Vuoi lei lo tu, Alexis? No, tu, lo fai tu. Mai il proverbio. Allora, il primo proverbio che si lasa propone not in tema pasquale, allora che ta pasche d'uliv a sciesce dal nid. Quindi vi domandate a Maian se sarà in grado di darnos l'interpretazione di questo proverbio. Noi abbiamo pensato che con la Pasqua solitamente iniziano le belle giornate e il caldo e quindi si esce più volentieri, si comincia a uscire. Ecco. La risposta è ovviamente giusta, non era un proverbio così difficile. Quindi la Pasche d'Uliva è una dei time mus declamata all'Enge Furlan nella Pasche, quindi è Pasche Evonde, Pasche d'Uliv, Pasche Maior, che si contrappone alla Pasche Tafanie, Epifanie o la Pasche das Roges, Pentecoste, e quindi la Pascha chiappa spunto da riti antichissimi dal solstizio, quindi quando ritacave equinozi, sale di primavera equinozi, quando si ritacava in aslugnare giornate e quindi si ritacca a vivi, si ritacca a iesci più volentieri, sono tutte le nostre zone di mondo, da luce a migno delle poche per tutto l'inverno. Comunque la risposta è giusta, 5 punti a Miami. E allora rivediamo la grafica con il punteggio, chiedo alla regia se è possibile vedere la situazione, con Gemona comunque che mantiene il vantaggio, 15 punti, e Maiano a 12. Ma andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale, quindi i prossimi argomenti dei nostri quiz. Vediamo. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Poggio, terza armata, frazione di Sagrado, come si chiamava fino agli anni 20? Straussina, San Michele del Carso, Poggio disarmato, San Martino del Carso. Sto giro era facile, perché era anche nella foto. Avete visto? Che c'era un piccolo aiutino e lui è stato svelto o no? No, sempre Ah, sempre lui, cioè fa tutto lui. Fa tutto Però lui. non penso che abbia visto l'aiutino. Ah no? Perché me l'ha detta proprio prova. Quindi cioè, siete strambi però voi, Sì, cioè, sì. vabbè, comunque, nella loro strambezza combinano. Invece qua come siamo? Ci stiamo riscaldando. Ah, Piano. piano, va bene, però sì, tra poco finisce la trasmissione. Vabbè, andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. Intanto si scaldano qua. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti, da quale vitigno si ottiene il ramandolo? Traminer, Verduzzo, ramandolo Tokai. Sul vino ci siamo. Sul vino ci siamo. Sul mangiare, sul bere, mi pare Bene. che tu, no? Molto bene. Ci dai dentro? Sì, sullo sport ancora. Quindi Poi- vai d'accordo con Enrico. Bene, allora. sia al far sempre piacere, sia mangiare che bevi, che quando sono le domande di enogastronomia. Quindi Ramandul, vitigno, una delle 3 denominazioni di origine controllate e geografiche della nostra regione. Ramandul fa appunto col Verduzzo Furlan, che svinca, tutti conoscete sicuramente passite e dolci, che si fa appunto col Verduzzo, che si lo può fare a nome dai paesi di Tarcinte e di Nimis, da che si chiama appunto Ramandul, che dà il nome dopo proprio al vino. Quindi la risposta era proprio Verduzzo friulano.
Bravi. Andiamo avanti? Sì. Andiamo avanti perché andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti. Domenica 1 maggio prenderà il via la nuova stagione di campionato carnico, ma quando è nato? Nel 71, nel 61, nell'81 o nel 51? Vedi che gemona anche sullo sport. Ma è sempre Giulio? Sempre Giulio che si ricorda tutte le date, evidentemente. Bravo, bravo. È sempre presente. Tu hai giochi nel carnico? Ti sa meglio che giù a ballon dal carnico? Ma io infatti te l'ho chiesto perché non ero No, convinta. assolutamente no. Bene, ok. Allora cambiamo argomento e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Territorio e questa volta andiamo a Marano Lagunare, che è l'unico comune udinese in cui è riconosciuta ufficialmente che cosa? La viabilità inversa, l'esenzione fiscale, la libertà sessuale e la parlata veneta. Ed è la parlata veneta. Enrico. Sì, è proprio la tabaiade venite. Mi permette di lei anche, quindi, la nostra regione, con una legge regionale dal 2010, le permette tutta Baiain, sono riconosciute le varietà di Triestin, Bisiac, Grades, Maranese, Mugesan, Liventin, Veneto dall'Istria da Dalmazia, Veneto Gorizian, Pordenonese e Udinese. Questa testimonia che la nostra regione non ha nome il Furlan, ha un'infinità di lingue, appunto a testimoniare le storie fantastiche, straordinarie di Ind che ha girato al nostro territorio da Simpi, e quindi la nostra regione ha voluto al 2010 riconoscere ufficialmente anche queste lingue minoritarie all'interno delle lingue minoritarie che ha vinto la nostra regione. Quindi la risposta era proprio che da Tabaiade Venete a Marano. Bene. Bene, bravi. Pronta per il prossimo quiz? Siete scaldati parecchio, adesso vediamo com'è la situazione. Adesso troppo, dice Maiano. Gemona 28 e Maiano 16. Bene. Piano Caldonga piano. a 28 gradi, eh? Vabbè, adesso andiamo avanti. Tu, Daniele, tanto Adesso. Sì, sì, adesso. Adesso ci Anche perché abbiamo un gioco in friulano tra poco, quindi vediamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, più punti e più tempo. Andiamo nel 1822, dove nasceva a Cividale Adelaide Ristori. Ma chi era? Un commissario, un'attrice, una suora o una crocerossina? Un'attrice. Bene. Ed Enrico sa raccontarci qualcosa. Sì, era in proprio più. un'attrice famosa in tutto il mondo che era nasciuta proprio a Cividale, era furlane. È stata fino in America, era un gruppo apprezzato anche da Cavour. Famosa anche perché era un patriota in periodo risorgimentale, quindi accrodeva tanto dall'unità d'Italia. Vie ad Adelaide Ristori sono praticamente in tutta Italia, anche tra città più grandi, a Roma, a Milano, a Torino, a Bologna. Ovviamente il teatro di Cividale è dedicato a Adelaide Ristori. Bravo Enrico che ha studiato tutto. Abbiamo un altro quiz, quello sorpresa, dedicato al personaggio, quello che vale più punti e avete più tempo per pensarci. Quindi possiamo partire con il cubo sorpresa. Parliamo di un personaggio, un attore, 53 anni, segno cancro, ha registrato molti audiolibri. Di chi parliamo? Di Giuliano Bonanni, di Omero Antonutti, di Marco Milano, di Giuseppe Battiston. Gemona dice Giuseppe Battiston. Del quale abbiamo anche una fotografia, immagino che questa volta ancora sia stato Giulio a darti, o comunque ho sentito un aiutino. Suggerimento dalle donne. Dalle donne. È arrivato dalle donne. Giulio ha il suo nome di sport, l'ha detto. Ah, vabbè, Giulio ma Sport. siccome avevo sentito una voce maschile, pensavo fosse sempre lui, invece no. Erano Può essere. L'eco, poi. Ah, l'ecco, È è l'ecco. arrivato. Oh!
Erika, adesso ci hai preso gusto, adesso ti sei scaldata, Adesso. Ma adesso arriva il friulano, cara mia, allora, cara mia. diciamo a Adesso- Maiano di scegliere molto bene. E quindi la regia è pronta per mandare la sigla, perché arrivano le parole in friulano e anche in italiano. Ma no, dai, abbiamo ancora 3 minuti prima di andare in pubblicità, almeno una busta la puoi scegliere. La 1 o la 2? Direi la 2. La? 2. Sicuro? Sì, Sì. Vuoi cambiare? No? Perché la 2? così. Così. Il mio numero sarebbe il tre, Dai, quindi. facciamo con Maiano, il gioco con Maiano e poi pubblicità andiamo da Gemona. Facciamo così? Ma Sì. sì, dai. Sì. Anche perché tu hai scelto gli sparaulis di Pasche. Tu l'has Dal friulano dettius, tu l'has all'italiano. dettius, brava Che Alexis. soddisfazione, Quindi Dai. per aules le ades alla Pasche, a guati sto chiarà, girales, svoltales dal furlan partalian. Va bene, Bene. ci proviamo. Busta, quindi 2, pronti con la prima parola che è ulif, Ulivo, nit, nido, sissile, Sisile, sisile, rondine, vierte, primavera, spark, asparagi, urticcion, urticcion, lupolo, cipamento, cipamenti, il cipamento. cipamento, paglia, chi? no, paglia, No, ulif, ulivo, nit, nido, sissile, rondine, vierte, primavera, spark, asparagi, urticcion, lupolo, cipamento, mangime, ulif, ulif, ulivo, nido, nit, sissile, rondine, vierte, primavera, spark, asparago, urticcion, lupolo, cipamento. cinguettio. Bravo! Sul gong, Sul ottimo. gong. Il cinguettio, il cinguettio. 7 su 10. Poi c'era Florision, La fioritura tipica della primavera, della Pasqua. poi Sborfador. L'annaffiatoio. Sì, perché tu a Pasqua cosa fai? No, con ma l'era Sborfador? Pasqua e primavera, la Vabbè. cioè, tira fuori vin per aules le ades alla Pasqua. Sempre polemico, anche a Pasqua sei polemico. Molea, Fiorire, germogliare, perché appunto, tu la a rinascita. Pasqua Io fiorisci. germoglio, tu io mi sto tornando a infatti crescita hai la camicetta A fiori, fiorita. sì. Ok, 7 su 10 non è male, che dite? Bene, sì, dai. Sì. E quindi la 1 per Gemona del Friuli, ma c'è la pubblicità, quindi ci vediamo tra poco. Bentornati allo Sapevo. Eccola qua, la busta numero 1 è quella che contiene il gioco delle parole in friulano per la Proloco di Gemona. E quindi a questo punto sarò io a dirle in italiano e voi in friulano. Parole pasquali. Pasquali. Però io le dico in italiano, tocca a te dirle in friulano. 1 minuto di tempo, possiamo partire con la prima parola che è cioccolato, Cioccolate. uovo, Uf. coniglio, Cunin. coniglietto, Cuninut. pulcino, Pulcin. no, cioccolato, Cioccolate. uovo, Uf. coniglio, Cunin. coniglietto, Cuninut. pulcino, Picciul. Poleciut. Sì. cestino, Cestin. No. cioccolato, Cioccolate. uovo, Uf. coniglio, Cunin. coniglietto, Cuninut. pulcino, Cos'era? Poleciut. cestino, Geut. no, Geutin. cioccolato, Cioccolate. uovo, Uf. coniglio, Cunin. coniglietto, Cunino. pulcino, Poleciut. cestino. Geut. Ma me lo dici dopo? Ma Geut, dai. La prima parola che conta. La prima parola che conta. Se allora il geut, te l'hanno detto due viaz e tu l'hai detto due viaz come seconda risposta. Il J ha la cesta grande, il geut Geut. ha il cestino piccolo. Quindi
5 5, sì. su 10. Poi c'era farfalla che La a Pasqua... pavè, Vabbè. le farfalle che arrivano a primavera, Alexis, non te lo abbiamo capito. Ah, non era quella di Belen? No. Ok, coccinella invece... La mariuttine, Narciso la tarcete, e arcobaleno. l'arc di San Marco. Ok, 5 su 10. Vabbè, dai. Boh, uguale, no? Anche voi? No, No, voi loro 7 su sì, 10. siete. Allora, a questo punto vediamo il punteggio delle nostre Proloco. Com'è? Chiedo alla nostra regia. Gemona, Ce l'abbiamo. Cosa succede a Gemona? Cos'è sto? È Pasqua. La È Pasqua, sorpresa. è Pasqua, è la cioccolata. Avete Sì, mangiato troppa cioccolata. cioccolata, quindi avete tanti zuccheri in corpo. Eh, Però, insomma, attenzione, perché loro Siamo sempre in guardia. ve la... No, no, Adesso infatti. spariamo a caso e ci arriviamo. Allora, siamo pronti con i prossimi quiz e quindi andiamo a vedere il cubo virtuale e i prossimi argomenti del nostro gioco. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. Andiamo a Udine, tra gli affreschi nel Duomo di Udine. Uno raffigura un curioso miracolo di San Nicolò. I bambini rapiti e messi in salamoia, gettati nella pentola, legati all'albero, nascosti nella grotta. Non sono gettati nella pentola. Quindi Maiano ha ancora la possibilità di rispondere. E nemmeno nascosti nella grotta, ma sono messi in salamoia. Bene. È così. Andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo argomento, quindi il prossimo cubo virtuale. Attenzione Daniele, anche tu Erika. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, oltre che città del vino. San Giorgio della Richinvelde ha anche il titolo di Comune delle Cooperative, Città del Sole, Comunità dell'Amicizia, Paese dei Balocchi. Si è scaldata che perfino le vampate, Bravi, quando bravi. prendi il ritmo Dovevano non puoi scaldarsi, no? Perché chi si fosse sintonizzato adesso uno dice ma che dice? No, semplicemente loro erano un po' indietro. Piano piano e abbiamo poi recuperato. invece dicevano di scaldarsi e adesso sono in gran vantaggio. Però Daniele hai anche Pian tu piano. le tue carte da giocare. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale di questi formaggi non è tipico friulano? Formaggi Fran, Montasio, formaggio Asino, Fontina. Sui formaggi non sbagliate? Assolutamente. No? No. Chi li mangia di voi di più? Io. Tu? Infatti. E quindi Fontina non la mangi tu? No, la mangio. Mangi anche Però- quella? Sì, sì, sì. Però più quelli friulani? Sì. Va bene. Decisamente. Allora, vediamo il prossimo cubo virtuale, poi andremo a vedere il punteggio, prima di chiudere per il proverbio. Territorio, 15 secondi sempre e da 2 a 5 punti. Quale particolare festival musicale mondiale si svolge ogni anno a Rivignano Teor della canzone funebre dei canti d'osteria? Per Maiano è troppo facile. Voi che vi occupate del vostro festival non potevate non sapere dei Non sapere delle festival degli canzoni delle altre funebri, no. Proloco, no? Assolutamente. Giusto? Vedi a scaldarsi troppo. Dopo un po' ti stanchi e dici... Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e poi vediamo il punteggio. Vediamo l'argomento. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. Parliamo di pezzata rossa friulana. Dal 1986 è stata rinominata Chianina, pezzata rossa italiana, frisona friulana, pezzata nera friulana. Brava. E allora a questo punto dobbiamo vedere il punteggio. Che ridi tu? Macellaio, Paolo. Allora macellaio, beh, da ridere, oh. Ma non si ricordava, lui la taglia, la carne, mica si ricorda come si chiama, no? Vabbè, andiamo a vedere com'è il punteggio. Allora, Ci siamo, dai. Gemona 63, Maiano 33, ma abbiamo ancora un proverbio,
ancora un gioco in friulano e abbiamo anche il gioco dell'avversario. Quindi tutto può succedere. Andiamo a vedere il proverbio che leggerà il nostro prestigiosissimo filologico che proporrà Maiano a questo punto. Ovviamente sì, siccome è in leggero svantaggio Maiano, ma come vedete nulla è perduto, venimo in giù. Il secondo proverbio che noi proponiamo not, simpia teme dal momento pasquale che stiamo vivendo, è che a Pasche e a Nadal a scre ogni basoal. Quindi come simpi non domandiamo una tradizione letteraria, ma il significato un tic più articolato che è il proverbio in lingua furlane. Tic articolato. E quindi a Pasche e a Nadal a scre ogni basoal. Dopo la pubblicità, quindi è il tempo di pensarci, naturalmente se loro non danno la risposta esatta toccherà a voi, quindi pensateci anche voi. Ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità, lo sapevo. Bentornati a Lo Sapevo! Le Proloco di Gemona del Friuli e Maiano stanno giocando per raggiungere la finale, ma siamo rimasti con un proverbio per Maiano, lo rivediamo in grafica, Iodi. Così. Il secondo proverbio che si lasa proponi, che tenterà Maiano di rispondere per prima, è che a Pasche e a Nadal al scre ogni basoal. Allora, ti ho visto parlare... Io l'ho visto perplesso. Perplesso perché ha avuto tanti input dalla sua squadra. Adesso vediamo che cosa ci dice Daniele. Che a Pasqua, a Natale, che sono giorni di festa, che iniziano le feste, si usano i vestiti nuovi, si usa... Quindi questa è la traduzione letterale. Sì, Va diciamo... va oltre. Pasqua, Natale, diciamo... Ma cosa ti hanno detto tutti? Non so, sono occasioni per ti dà ancora sfoggiare l'abito migliore. Cioè, diciamo. Questa è sempre la traduzione letterale, quindi sulla traduzione letterale sei perfettamente. Però per tirare fuori il meglio di noi stessi. come te adesso in pratica. Mi piace l'interpretazione filosofica, sa me di essere a scuola quando tu intero che si fruscano sì, che si arrampicano sugli specchi, però mi dispiace a Miss di Maian che pensa che Lemone ha un'interpretazione un tic miglior. Ce l'hanno. Allora, ce l'ho, cioè forse, che a Pasqua e Natale è l'occasione per tutti, indistintamente, utilizzare qualcosa di nuovo, per la prima volta. Quindi anche in questo caso è la traduzione letterale, dice il proverbio, quindi a Pasqua Nadal la scre è l'occasione per utilizzare qualcosa di nuovo, vedete tutti la stessa roba. Iniziare un nuovo... dare vita a qualcosa di non mai usato. No, tu sei frustrata, cara la Via di fame. No, quindi la traduzione letterale è che lì, che avete detto tutti due, quindi a Pasqua Nadal, chiunque al posto crea il vestito nuovo, fa il di nuovo. Il significato qual è, appunto, che quando hai feste, quando va bene, e tutti assombrati a farci bene le robe, salete in momenti difficili, che uno la dimostrare che va veramente, quindi diciamo, una roba simile può essere... è facile salire sul carro dei vincitori, quindi quando va bene, grazie e si lì a farci la bene anche a noi. Invece in altri momenti, quando è più duro, che bisogna tirare fuori i cosiddetti puntini. Pasquali. E quindi 0 punti. Zero, niente, nessuno riesce a dare la risposta esatta, è riuscito a dare la risposta esatta, quindi nessuno conquista i 5 punti in palio. E quindi a questo punto dico a Daniele di scegliere la busta, ma prima la mia regia manderà la sigla. Tra due lingue tu hai due buste, 2 numeri. Scegli bene. La 3? Lei ti dice di scegliere bene. La 3. Ha scelto bene? Non si sa. Virgille, Lusco Iergiarin. Allora, questa volta li sparaulis con la C. Con la C. Busta 3, dal friulano all'italiano.
Benissimo. Non meno per me, perché qua sarà da ridere, eh? No, non dea chance, quindi tu dovresti quello essere è il avonde problema. brave. Vabbè, come vi dico. Allora, la prima parola è ciampe, Sinistra. ciucchie, 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 Zucca. ciabatte, Ciabatta. ciore, Corvo. no, no, ciampe, Sinistra. cucce, ciucchie, ciucchie, Zucca. ciabatte, Ciabatta. ciore, Gazza. no, ciampe, Sinistra. cucce, Zucca. ciucchie, dillo tu allora, ciabatte, Ciabatta. ciore, ciore, non è semplice. 11 secondi, ciore. No, lo sappiamo. allora il tierch non vesnet, il tipo preceduto era la cornacchia. Cornacchia. Vesdet il corvo, che è il corvato, vesdet la gazza, che è la checche, era la ciore, che è la cornacchia. Mi dispiace. Quindi 3 3 punti. Siamo Poi caduti c'era ciaffà, Acchiappare, cioc, brave, il ceppo di legno, ciocco, Ciocco. ciopul, lo zoccolo, cioncul, il gambo del fiore, ciurli, ciurli sì, è sbadato, sconsiderato, ciangule. ciangule, comoda. Che ste chiadreno è ciangule. Ah no? Cioè, no, è tutte cabale. Allora, andiamo a Gemona perché è arrivata la busta 4 per voi, Quindi dal italiano al friulano, come prima. E quindi peggio per te. Dipende. Vabbè, parole con la L. L, 1 minuto di tempo, partiamo con la prima parola. Lingua, lenghe, lanciare, butà, lenzuolo, l'insul, lievito, levant, litigare, barofà, lombo, 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 lomp, lomp, no, lingua, lenghe, lanciare, butà, lenzuolo, l'insul, lievito, levant, litigare, barofà, lombo, ombul, lombrico, vier, lanterna, feral, locusta, locusta, cavalette, no, no, lingua, lenghe, no, tempo scaduto. Però, insomma, Sì, bravi, 8. bene, quindi locusta, Allora è facile, era il giuppetta. il giubbetto, vedi. E poi c'era Era lattoniere. il bandar. Così. Quindi, Quindi 8 8 per su Alsi. 10. 8 su 10. non male. Non male. Adesso, prima di andare al gioco dell'avversario, vorremmo parlare un po' con voi delle vostre iniziative e partirei dalla parola di Maiano, che ha già annunciato dei bei nomi del Festival di Maiano. Io verrò a vedere Bob Sinclair, se mi sveglio. A che ora è? No, è prima, è alle 8:30, quindi credo... Alle 8 di sera. Di sera? No, di sera. Pensavo facesse la mattina. No, come- no. Allora ce la faccio, ok. Sì, al tramonto. Quindi, Al tramonto, no? sì. Pensavo il contrario, No, fosse no. all'alba. Sì, abbiamo recentemente adesso annunciato un po' tutto il calendario del 62esimo festival, un'anteprima importante, ne parlavamo forse già l'altra volta, al Castello di Suzannes, la seconda edizione, faremo il Sunset in the Castle con Bob Sinclair proprio ospite. Il 2 giugno? Il 2 giugno, sì. Ecco. Quindi è un'anteprima Bella. importante, bella, e non sarà una serata solo dance, ma anche legata un po' al cibo, alla degustazione del cibo nostro friulano,
e insieme ovviamente ai vini e a quant'altro, quindi è una bella serata, speriamo di fine pandemia e di inizio estate, quindi una serata a cui ci teniamo in maniera particolare. Poi ovviamente il calendario è ricco, si partirà con Marrakesh, poi Litfiba, poi abbiamo anche Aparezza, Ercomi e i Pink Sonic, che è un tributo europeo ai Pink Floyd, e per poi il calendario è ricco, ci saranno raduni, sport, penso di poter già dire anche una novità importante, anzi lo annunciamo stasera, ci sarà la All In Run, che è molto simile a chi l'ha fatta alla Color Run, è un format che girerà tutta l'Italia, i festival importanti eccetera, quindi dove viene lanciato il colore, è una festa indiana. Un solo colore? Quindi No, più colori, i partecipanti avranno 5 km di percorso e poi confluiranno nell'area dove facciamo i concerti noi, e ci sarà la musica del sano divertimento. Si sa già la data o è in già... Il 31 luglio. Sì. 31 luglio, bello appuntamento anche questo. Sì, senz'altro. Bravi, davvero anche bravi. dedicato allo sport un po'. Poi ci sarete a Villamanin? No, in Villamanin no, non ce la facciamo quest'anno perché gli appuntamenti sono tanti e non riusciamo veramente a quasi Quindi vi siete concentrati sul sì, Festival di Maiano e poi naturalmente post festival avrete altri appuntamenti. Certo, però insomma è già un ricco programma quello del Festival di Maiano. Gemona invece che cosa ha in programma? Parla Giulio, scusami Giulio. Noi partiamo da un paio di giorni fa che abbiamo inaugurato una mostra in onore, diciamo, di Carlo Venturini, un pittore di Gemona che per tantissimi anni ha contribuito e ha collaborato con la Proloco di Gemona. E noi parteciperemo a Sapori Proloco, quindi vi aspettiamo il 14, 15, 20, 21, 22 maggio a degustare, insomma, le nostre prelibatezze. E abbiamo il patrono il 13 giugno Sant'Antonio, che stiamo sempre in fase organizzativa, e non per ultimo ovviamente quest'anno è il trentennale della nostra festa medievale Tempus Est Iucundum, quindi molto. Dal 4 all'8 agosto vi aspettiamo. Tra l'altro stiamo lavorando anche a un podcast che uscirà a breve, saranno delle piccole puntate in cui verranno raccontate delle perle, delle piccole, diciamo, curiosità e di quello che è stato negli anni per i gemonesi che hanno partecipato e contribuito alla festa. E chiudo dicendo che il 9 agosto Erika ha preso ferie, per cui se vogliamo organizzare qualcosa... In che senso, scusa? Ha detto che ha preso ferie. Perché per me il Tempus è così lungo che... Il 9 agosto sarà qualcosa, organizziamo qualcosa. Da Bob Sinclair il 2 giugno e il 9 di... 9 agosto, aperitivo. Tu fai tutto un tir, no? Dal 2 di giugno al 9 di agosto. Vieni anche tu, vieni anche tu. Noi stiamo facendo un mese di bagordi, bevini, manghini... Vabbè, dai, no, andiamo il 2 giugno, non stiamo a fare tante cose, quell'appuntamento e poi a Tempus Est Iucundum, va bene? Va bene, tu passi su a Chiolmi? Sì, va bene, ok. Finito il mezzo? Non conviene a te che vieni giù? Dopo vieni là, in su e in là. Dai, vabbè, ci metteremo d'accordo. Ci vediamo a mia gestione. Bene, noi vi aspettiamo. Ecco, questi sono gli appuntamenti, bravi. Complimenti alle nostre Proloco, davvero, perché... e alla forza del volontariato e tutte le persone che stanno dietro a lavorare, perché anche al Festival di Maiano in quanti siete a lavorare? Più tantissimi, di 200. tanti, anche voi naturalmente avete tante persone che lavorano dietro le quinte, e quindi insomma un applauso va a loro. Invece, carissimi, partiamo da loro, io direi di partire da Gemona e proponiamo a loro la domanda su Maiano. È arrivato il momento del gioco dell'avversario. Bene. Quindi vediamo in grafica la domanda per Gemona su Maiano. Allora la domanda la iudesi in grafica, come sempre usa la volta in marilenghe, us domandin al mancul 3 das frazioni di Maian. Gemona risponde, Erika. Allora, Susans, San Tommaso e Farla. Potendo mandare conferme alla squadra avversaria, però la risposta è esatta. Sì. Bravi. Giusto. 5 punti conquistati da Gemona, le altre 3 ve le sapete? Sì. Ma non è questa la domanda che vi faremo, no? Okay. No.
perché è arrivato il momento anche per voi di conoscere la domanda su Gemona per Maiano. Che vale 50. Sempre 50. No, Come sempre un viaggio il domandone finale. Allora, la domanda è in scala di grafica in lingua italiana, ve la volta in mari lingue, us domandin di nominare al mancul 3 località dal comune di Clemone. Godo, Magnare, Campolesi. Boh. 3, quindi. Sì, come alla squadra Magnalia. avversaria. Magnalia. Ma con la N? Allora, Campolesi, Ospedaletto, Magnalia e Godo. Sì? Quindi ne avessi date 4. 4. Andate squadre sia, sarebbe Mania e Manialia, che un po' più imbredeate, Godo la vede bene, comunque 3 aerei. La risposta è esatta, sì, va bene. Bravi, hanno studiato l'avversario. Bene, anche noi. Quindi c'è la finalista di questa edizione 2021-2022 dello Sapevo. Cosa ridono? C'è poco da ridere. L'emozione. Perché adesso arriva il bello. Quindi scopriamo? Non Scopriamo. c'è una parità, no? C'è la vincitrice. Maiano 41, Gemona del Friuli è in finale! 76 punti! Bene, A forza di scaldarsi, ce l'abbiamo fatta! Complimenti Erika, complimenti a tutta la tua squadra. Grazie. Ce l'avete fatta? Ce l'abbiamo fatta, non è mai successo. Ce Ma l'abbiamo una fatta. prima volta ci doveva essere. Maiano invece ha già vinto l'edizione 2019. Sì, noi ringraziamo invece, facciamo il bocca al lupo a loro. Voi E dovete ringraziamo fare il voi tifo perché ci siamo adesso. divertiti per tutta la stagione qui in studio con voi. Allora, intanto dovete fare il tifo per Gemona a questo Certo. punto, perché sì, vi ha battuti. Noi andremo. Esatto, Festival. ci vediamo tutto il 2 giugno da Ci Bob vediamo lì. Sinclair. Ok, È già va bene. finiti i biglietti. Siamo sold out ormai. Enrico, grazie per la tua Grazie a Guati. disponibilità, gentilezza, simpatia, insomma per sopportarmi anche. Perché mica Ma facile. diciamo che la roba è vicendevole, quindi Quindi vai, sto giro vengo a prenderti io a Tolmezzo, dai. Va bene. Ce la farò. Facciamo una corrierina, andiamo a prendere a Tolmezzo, una da gita di Gemona, gruppo. Tolmezzo, sotto il giro per andare a Maiano. Grazie alla Proloco di Maiano, davvero Grazie. complimenti per quello che fate. La Proloco di Gemona quindi affronterà la vincente tra la Proloco di Forgaria nel Friuli o San Vito al Tagliamento, che si sfidano nella prossima puntata di Lo Sapevo. Bene. Quindi guardate Telefriuli, guardate Lo Sapevo per Assolutamente. conoscere il vostro avversario. Siete in finale, complimenti. Grazie. Io ringrazio la mia regia, Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria. Grazie a tutti, buona Pasqua ancora, buona Pasqua Enrico. Grazie, buona Pasqua a Ciao, tutti, alla Manu, prossima, ciao. Questa trasmissione è stata offerta da Latteria Sociale Turnaria di Campolessi.